La Lessinia è una montagna che sembra essersi addolcita per permettere alla gente di camminarci, di andare in mountain bike a cavallo, con le ciaspole d'inverno, con gli sci da fondo. È una montagna per tutti che sa accogliere e che va scoperta. Passeggiando lungo le carreggiate per i sentieri si incontrano le antiche contrade di pietra, testimonianza di un'architettura popolare unica al mondo che fa di questa montagna la più interessante per quanto riguarda le stalle e le malghe che qui in Lessinia sembrano monumenti costruiti da gente semplice che conosceva la sua montagna, conosceva i luoghi dove costruire. Passeggiando lungo i sentieri si incontrano i capitelli, le stele di pietra, ci si può perdere in un prato ed entrare in una città di roccia, si può deviare e andare a visitare i covoli dove le leggende popolari vogliono raccontare storie di fade, di orchi, di fiabe venute da lontano. Una montagna che ha bisogno di lentezza, che ha bisogno di perdersi in una faggeta o di attraversare un pascolo e di stupirsi di fronte a questo altopiano che è come un grande balcone naturale che si affaccia sulla pianura e apre lo spazio delle Alpi. Vent'anni di carriera su queste piste, in questo paesaggio stupendo. Questo è quello che mi lascia la Lessinia. Ancora adesso quando metto gli sci ai piedi e vado in Alta Lessinia è come se ci andassi per la prima volta. Panorami a 360 gradi, cose indescrivibili che sfido chiunque a venire a vederli e goderseli fino in fondo. Mountain bike in Lessinia credo che sia uno dei più bei modi per promuovere il nostro territorio, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista sportivo, da un punto di vista anche della possibilità di innescare delle frequentazioni che possono anche portare una ricaduta positiva da un punto di vista economico attraverso il turismo che è indotto. Siamo lieti che questo circuito di 5 gare prenda il parco come luogo di elezione
per lo svolgimento appunto di queste competizioni. È il luogo più adatto dove i nostri ciclisti potranno apprezzare la bellezza di questo che, ricordo, è un parco a cui è stato attribuito l'aggettivo naturale, ed è proprio nella naturalità che si esprime il meglio di questa area protetta, e quindi i nostri competitor potranno ammirare le bellezze dei vai, dell'altopiano, dei nostri sentieri e attraversare un territorio dal punto di vista naturalistico assolutamente incontaminato. E in questi ultimi anni stanno crescendo molto gli agriturismi, stanno crescendo dei nuovi bed and breakfast, e quindi diciamo che l'offerta per quello che riguarda il turismo, sia per i fine settimana, sia anche per un turismo di una settimana o anche del mese intero per chi fa l'estate, sta crescendo di giorno in giorno, quindi credo che quello che riusciamo a offrire sia sempre migliore, sia dal punto di vista di quantità che di qualità.